Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Il Consorzio Stabile SIS si è aggiudicato in via definitiva la finanza di progetto dei lavori della Via del Mare, collegamento A4 Jesolo e Litorali. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, spiegando: il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto autostradale della lunghezza di 18,6 km circa, a 2 corsie per senso di marcia, oltre a quella di emergenza tra il nuovo casello di Meolo lungo la A4 e il comune di Jesolo fino alla rotatoria della Frova. La superstrada attraverserà il territorio trevigiano di Roncade e quello veneziano, nei comuni di Meolo, Musile di Piave, San Donà di Piave e Jesolo, andando a migliorare la circolazione veicolare, con una riduzione dei tempi di percorrenza e con un sensibile miglioramento della sicurezza stradale grazie anche all'eliminazione di alcuni punti critici lungo il tracciato. Rimanendo in argomento, i pedaggi introitati dal concessionario saranno di circa 2,50 euro per le auto e 4,50 euro per i mezzi pesanti. Lo ha detto la vicepresidente e assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione del Veneto Elisa De Berti, specificando che l'atto di concessione non prevede contributi pubblici per la realizzazione dell'opera, ponendole a rischio traffico a carico del Consorzio SIS. Sono previste esenzioni per l'intera durata della concessione per tutti i comuni interessati dall'opera, quali Roncade, Meolo, Musile di Piave, San Donà di Piave, Fossalta di Piave, Eraclea Jesolo e Cavallino Treporti, oltre che per Treviso, San Biagio di Callalta, Monastier e Silea per i primi 2 anni. Tra le opere in programma lungo il tracciato, l'attraversamento dell'autostrada A4, adeguamento e ampliamento dell'esistente cavalca ferrovia sulla linea Venezia-Trieste e il nuovo ponte sul fiume Piave Vecchia. Conclusi i lavori per la messa in sicurezza degli attraversamenti stradali a Mirano in via Cavin di Sala per il rifacimento dei marciapiedi in via Varotara a Zianigo e della pista ciclabile in via Scortegara, che è stata trasformata in ciclo pedonale sempre a Zianigo per un investimento complessivo pari a 220.000 euro. Si tratta di un lavoro atteso da anni, spiega il sindaco di Mirano Tiziano Baggio, riguardo alla ciclabile di via Scortegara, che renderà molto più semplice e sicuro il percorso per i ciclisti. Non solo, la pista sarà, contrariamente a prima, utilizzabile anche dai pedoni. Un'opera importante per tutta la frazione che migliorerà in modo decisivo il collegamento a impatto zero tra Zianigo e Mirano. La nuova segnaletica sarà completata non appena le condizioni meteo miglioreranno. E domenica 5 novembre si svolgerà una nuova immersione dei gondolieri sub per recuperare i rifiuti sommersi nei canali di Venezia. Volontari dell'Associazione Gondolieri Sommozzatori si immergeranno dalle ore 8 alle ore 14 nei seguenti rii: Rio di Santa Caterina, Rio Cadolce e Rio Santa Sofia Priuli. Per l'occasione è stata pubblicata un'ordinanza per regolare il traffico acqueo. E chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.